e storie su Radio Venezia Live Social. Bentrovati amici di Radio Venezia, questa sera ho il piacere di avere come ospiti, oserei dire una specie di miei colleghi, perché sono registi e produttori. Do il benvenuto quindi a Diego Di Mattia e Rocco Cosentino. Buonasera. Buonasera. Buonasera a te. Allora ragazzi, io so che uno si occupa di Goldings Film e l'altro invece è il presidente dell'associazione Officina delle Idee. Diego, vuoi spiegarci un po' come nasce la tua realtà? Allora, la mia realtà nasce con Goldwyn Film appunto dalla constatazione che con le nuove tecnologie era possibile produrre dei prodotti di qualità anche senza stare a Roma o Milano. Certo, poi dopo la storia si è evoluta un po', insomma diciamo che però servono anche le persone, quindi magari comunque Roma e Milano restano ancora un riferimento. Ho capito. Mentre Rocco, appunto, come dicevamo, è titolare presidente dell'associazione Officina delle Idee. Di cosa si occupa appunto Officina delle Idee? Sì, Officina delle Idee è un'associazione, come tu dici, culturale che cerca di riunire un po' le realtà culturali e professionali legate sempre al video piuttosto che all'audiovisivo in assoluto, con una visione più ampia. Certamente il territorio è interessante perché il Veneto è un'associazione che ha sede a Cittadella, però si è mossa in maniera molto ampia perché il settore è trainante, c'è molto fermento e quindi appunto cerca di riunire queste realtà professionali e di costruire eventi più o meno importanti. Uno di questi è in questi giorni sta cominciando, che è il la seconda edizione del Geo Film Festival e Expo Cinema. A livello internazionale sono arrivati più di 6.000 film da 90 paesi del mondo, quindi si è creato un'aspettativa molto alta. Ho capito. E appunto voi vi siete conosciuti e avete iniziato a collaborare, corretto? Certo, sono andato alla presentazione di un libro di Rocco Cosentino, che lo potete acquistare nei migliori negozi di libri, che si chiama, a parte gli scherzi, si chiama Nel nome del padre e della madre, che adesso non vi so, comunque parla di argomenti molto importanti sulla paternità e la maternità e sui problemi legati. Sì. E niente, e così poi dopo alla fine, anche perché avevo chiesto se aveva bisogno di un assistente alla regia, perché non disdegno. Ecco, vi siete conosciuti? E alla fine abbiamo chiacchierato un casino dopo la presentazione del libro e poi dopo abbiamo cominciato a collaborare insieme. Quali sono le collaborazioni appunto che avete effettuato insieme e quali saranno i vostri progetti futuri? Allora, stiamo collaborando, dopo Rocco vi spiegherà meglio. Io sto producendo, quindi sto facendo solo il produttore del documentario di Rocco, che è Violante Bentivoglio Malatesta, ambientato a Cittadella. Stiamo filmando anche Cittadella e questo poi dopo ve lo racconta lui. Poi io sto lavorando a un documentario di un disegnatore della Walt Disney che è Giorgio Cavazzano, che è un disegnatore qui del veneziano, e le cui musiche sono di Christopher Boulez, che è un bluesman di Milwaukee che vive a Padova ormai da un po' e ha creato delle musiche bellissime che le stiamo utilizzando insieme a quelle che poi saranno i tappeti, diciamo, realizzate da me del documentario, le stiamo utilizzando nel documentario. Poi farò il videoclip di Black Rainbow di Christopher Boulez e poi abbiamo un documentario su un grandissimo architetto portoghese, Calvaro Siza, e a breve la premiere di sempre di un lavoro prodotto a Goldwyn Film, che è Il canto della pioggia, per la regia di una regista iraniana che è Raya Arouge, e quindi a breve faremo la premiere. Rocco adesso invece vi può parlare meglio del documentario. Sì, con la Regione Veneto e con il Comune di Cittadella si è pensato una cosa, anzi su una ipotesi nata casualmente, su questo personaggio storico molto interessante, una ragazza, una donna di 15 anni che nel 1500 e qualcosa sposa questo Pandolfo Malatesta e quindi diventa signora di Cittadella. Poco si sa di lei, in realtà vive da sola perché il marito è un farfallone che va in giro a fare battaglie e a fare tradimenti, e quindi stiamo cercando di costruirlo. Importante il personaggio, la protagonista principale è Francesca Amodio, che è stata
una tra le protagoniste del film il premio Oscar La Grande Bellezza, quindi abbiamo anche dei personaggi interessanti. Un certo spicco. Sì. Ho capito. Io ora vorrei farvi una domanda un po' personale, ragazzi. Qual è Grazie ragazzi. Io vorrei appunto chiedervi qual è la ragione scusate, a Rocco a chiedere qual è il motivo a cui si ispira in questo caso nel suo documentario. Scusami, il motivo... A chi ti sei ispirato nel documentario? Ma come regista, come persona? regista? Ma io sono molto presuntuoso di natura, non ho grandi aspirazioni. Io sono anche attore, ho lavorato con importanti registi italiani, ma ho una mia visione personale. Il mio grande mito è Kubrick, quindi viva Dio, non so se in questo caso riusciremo con le sue famose triangolazioni, con le sue profondità. Io ho in scena, anzi sul set con me, ho Diego, Andrea Scopelli, che sono personaggi di notevole spicco sia come direttore della fotografia che come operatore, e quindi cercheremo di fare un'operazione molto interessante. Diego, un'ultima domanda per te invece. Qual è invece l'aspetto che preferisci, invece quello che ti mette maggiore in difficoltà nell'attività di producer? Allora, volevo aggiungere una cosa, che nel documentario di Carazzano anche là c'è la collaborazione della Regione Veneto, e quindi no, era giusto, sì, era sì. d'ufficio dirlo. Allora, la domanda è la cosa che mi mette più a mio agio o più a disagio? Entrambe. Allora, come producer? Sì. Come producer la cosa che mi mette più a disagio è praticamente il reperimento delle risorse umane, perché fondamentalmente spesso e volentieri, lavorando soprattutto in Veneto, dove non è, diciamo, ecco, il fulcro della produzione cinematografica in Italia, allora tante volte bisogna girare, che ne so, di domenica, di sabato, perché certe persone non lo fanno da un punto di vista professionale, quindi ti ritrovi ad avere una band, diciamo, una troupe variopinta, diciamo, soprattutto per quanto riguarda il casting degli attori. La cosa che mi piace di più invece da producer è far lavorare il regista Diego Di Mattia. Diciamo che la cosa che mi piace più da producer è fare il regista, ecco, quando riesco a farlo con diciamo, con la tranquillità, e quando posso guardare solo il monitor e non stare dietro a tutte le cose che succedono. Ok ragazzi, arrivati a questo punto andrei a dare i vostri contatti ai nostri ascoltatori, va bene? Certo. Avete sentito Diego Di Mattia e Rocco Cosentino, che sono registi e produttori di Goldwing Films e dell'associazione Officina delle Idee. Il numero di telefono è 391 7342 535. Diego e Rocco, come avete sentito, operano a livello nazionale ed internazionale e potete trovarli sulla pagina Facebook Goldwing Film Prod oppure nella pagina Vimeo Goldwing Film. Perché no mandare un'email invece a goldwfilms@gmail.com. Ragazzi, è arrivato il momento dei saluti. Avete il piacere di salutare qualcuno in particolare? Il mio grande amore, che si chiama Gesualda, ma no, fai te. Tutto il mondo. Sì, tutto il mondo, peace and love. Perfetto ragazzi, io vi auguro una buona serata e vi ringrazio per essere stati qui in nostra compagnia. Grazie a te. Ciao, grazie. A voi. grazie. Mentre voi amici di Radio Venezia rimanete qui per altre interviste sulla stazione 92.4. La tua intervista, la tua storia, solo su Radio Venezia Live Social.